Signore e signori, buonasera a tutti. Grazie. Grazie per essere venuti. Mi dispiace che mancano le sedie. Purtroppo qualcuno comunque un posto qua c'è. Chi è in piedi? Ah, scusate, mi dimentico questo di girare una volta satra. Diciamo che questa sera è una di quelle particolari che ogni volta lasciano il segno. Lavorare con i bambini non è facile e penso che non lo sia neanche per loro, però poverini, lo sapevo che a causa tutto birra tutta l'estate, scerauso. E niente, è stato un divertimento, hanno giocato anche, anzi il gioco era sempre presente in loro e anche in me, diciamo che sono tornata bambina insieme a loro, va. E niente, i bambini sono imprevedibili in tutti i sensi, ma in questo caso specifico della recita, che per molti di loro è una nuova esperienza, che se la caricheranno nel bagaglio e per questo ne vado anche fiera. I bambini sono tutti bravi, tutti possono recitare, l'importante è voler provare. Voler e poter provare, perché ci vogliono anche i genitori che accompagnano i bambini, perché anche se un bambino vuole recitare e i genitori non lo seguono non può fare niente, quindi io direi di fare un applauso anche ai genitori che mi sono piaciuti troppo, molto puntuali e sempre presenti. Grazie mille a tutti. Se stasera siamo qui è sempre merito dell'amministrazione comunale che ci permette di avere una stanza tutta per noi. Ringrazio mille volte sempre e che ci auguriamo che continui ancora finché la barca va. Come tutti sapete c'è anche la compagnia degli adulti, diciamo degli attori, che stasera ci siamo tutti in aiuto perché noi siamo veramente una squadra e sono venuti anche gli attori grandi a aiutarci questa sera. Ringrazio tutti chi mi segue, ringrazio il pubblico e tutti i fan che ci seguono tramite Facebook, Google, grazie a Dino Mariani, un applauso a Dino Mariani che è sempre con noi. Ricordo che la nostra associazione culturale e sociale Isuerginus non è a scopo di lucro e il tutto è a livello amatoriale e vanta di una settantina di persone che lavoriamo tutto l'anno senza sosta, grazie a tutta la nostra associazione. Adesso è arrivato il momento delle grandi imprese. E niente, i bambini certi giorni la sapevano tutte, certi giorni non la sapevano, non so oggi come saranno, ma sono sempre belli lo stesso, quindi non è che niente. Ed è il momento che vi presento la nostra presentatrice, a voi Aurora Giannone. Ciao Aurora, sei pronta? Ok, vi lascio in buone mani, a dopo, grazie. Buonasera a tutti, iniziamo la serata con la prima scenetta, da titolo Indomu mia comando Deu, in forma ridotta, con Gabriella Arru, Elettra Lozzi, Giada Cambarau, Francesca Pugeddu, Federica Mei, Lorenzo Murgia e Sofia Cambarau. Buon ascolto! Vado. E te Denisi Gallò? Mali ti intendisi? No, è benugallista ma una casa sroga non c'è pruso. Ha cambiato domo? No, è morta. Finalmente, via agosto. Ma, calogero, e te se ne rendi? Sei una rendica finalmente, una che si prepara senza le sonfrire. Dopo succede Denisi a regioni, scerara, mi dispiace di mera. E a tu? La dispragiro. Dai, il mondo si prende a mari. A comprare un bello cabonischetto arrosto. Io candao su pigu sa borsa. Desa pronta? E postei? E te sirei? E te ci pare in domo mia? Forse domo mia che nasce con manto teu. E non è domingo vuoi? Ed eccomi qua. Ma,
Calogero, non capisci che mamma c'è da mia? Già da bio, ma se no non ci vai nuda. Oh, no, se non prendiamo in domo nostra. Sto per i con i tenni che no ci comando Deo. Tu, i comanda, sa finta sa quando ti lascia tu mandai. Callello babasucco. Oh, sa con mia. Ma te l'ha fatto mamma c'è da mia? Callello babasucca Mimi? Sardi subito sterminato. Ah, capeta, ma si può riuscire a commentare del puso a cabai? Da cabao si cade questa sera che non vanno per un luogo. In domo mia comando Deo. Incendio sciusciao su dotto e su chi le pesti papà e mari si trova a pausa in domo. Sì, non c'è altro rimedio. Dai, poi papà e faccio salvaggi con tutto. Non sto cara. Aspetta, come lo metto? Ascolta. Dai, Gallo, sega savuda e sarò come nuda da Mimi. Cada puvagara Deo. dai mamma capirita. Lei sroga, sarà con romano, ficcare si nuovo, su bollasa. Battalla. Tanti quando dopo faccio salvaggi con tutto. E mo che te mi sa cosa può fare, babasucco? Profuda ha detto. Mamma Oresi la sai papà in pace. E te ci voglio vai, se mai ruru e se non gallo sempiao. Errori da condera, se pago grave. Lo sa, dalle che in colisi. Sancia, per cosa ci capiri? In modo faccio bene su Callello babasucco. Mamma, oh, è morta. Manca i vestiti. Tocca, telefona su dottori. Con calma. Pronto, dottor Belledo, pronto? Sono il genero di mia suocera, che oggi si è alluppata con una coscia di pollo. Arrivederci. Se ci regali bene su dottore. Giura mia, tu sbatti sa schina. No, se Boria giura da sbatti a su muro. Buongiorno, Deuso dottor Belledu, grande studioso de Castello, e chi ni miceria erano siniventi, poi Taddeo risolve qualsiasi problema. Dottor Belledu, troppo comprendi Luca è bravo, però è un po' sbrighesindi, si non cade una curia mamicetta mia che muore di sì, o e si già morta, non si scineri. Dunque, a quando questa savarrauso? Cade visite a mamicetta mia. Giusto, dunque, i mo che mi ricordo un tipo ne si spesi in una carriera.
riposta ci sei sta a luppare? Dai Peppa, lasciato che fendi bene, sì caro suo dottore. E Sor Guena che te piricastiai? Spantauso, ma quando mai? Prima si pone a posto in bascio e poi piccio su. In questo caso aici difficili, sta cosa si deve piegare con a terra. E così noci, risolvi il suo problema. Zio Gallogero, zia Peppa, su compito mio accabbare i noci. Commenti accabau e sta facendo sta muta. Zia Peppa, questo non è difficile, puoi andare sul mercato e ti comprare un'altra. E mamma mia, castirita intro. Sì, a Cubiu, ma non è su compito mio. E di chi è il suo compito? Del Sottorino, si vorrei se ti conosce uno bravo a commente Mimmi. Sant'Antoni, salvirita mamicetta mia. Dai Peppa, che stanno di bene. Se no, casa, c'è riasa per il furitto, questo è bravo, e da fare a risuscitare. No, sovreri in domo mia non tu allubi. Tocca, c'era su Breni, tu vedi che il dottore non comprenditi nuda? No. Se poi cerchiamo se amico del dottor Belledo. Tendremo su un numero. Questo è il suo numero del dottor Grisao. Mamicetta mia, meno male che tu non comprenditi nuda. Se non cosa si innamori ti fatti morire i dottori, sì. Devo acabare. A commenti me le si pagai in assegno, in bonifico e liquido. Come ti volevo se? Si può lo faccio un assegno? Lascia stai che su dottori tu liquido deo. Una resi, tanto tu deposito andai? Dunque, ci sei un bruse mezz'ora, bla 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 e poi bla. Dopo s'altro su, e non tu una risa a nessuno su, 200.000 franchi su. Non tacci, questi che già mi arrangio deo. Vado a portare sul liquido. Correte. Corri. No. L'altro di Olivi. No, si basta raici. Oh. Ciao. Ma perché ti ha fatto questa calendaria? Saresti tu pure, Bosimo? No. Pensiamo. Oh, come c'è da mia! Marita, ti sei morta! Dai, mamma, che bella, dai! Quasi a risa, trovando! Esibita, Mario mio! Nara sita, che te molto meglio su di prima! Dai! Tocca nasia, poi da tutti che penne di miso nervosi! Dai! Sia lodato Gesù Cristo! Sempre sia alabau! E per il tu non veni? No, lui è andato! A Satro Mondo! Poveretto, lui è all'ospedale, ha avuto un brutto malore. Te peccao! E adesso spostatevi tutti! Cali da facere! Aperin l'oculus e l'oculus amen! Ciao Villa! Ciao Babasucco! Come Cornelia, tu non attacca all'ogero? Ciao Gallo! Piace Sesi? Neri, suora Gioconda, ita danara da che sei curiosa? Ho capito che non aveva niente e in dialetto procedino le ho detto non fare la furba e apri subito gli occhi e li aperti. Deusi domaghi. Il mio compito è finito. In nome del Signore io vado via. Augurate buon viaggio alla vostra suora in nome del Signore. Baciate. Bacia. 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 Entra, dottore.
applauditori. Grazie della voce, del microfono, grazie mille.